Secondo la leggenda popolare, il colle del castello di Udine è stato costruito dagli Unni di Attila nel 452 d.C. per consentirgli di vedere l'incendio di Aquileia dopo che l'avevano conquistata e gli avevano dato fuoco. Il colle è largo alla base circa 200 metri e alto 30 e si erge isolato nel mezzo dell'alta pianura friulana. Questa sua strana posizione lo ha sempre fatto notare come una sorta di anomalia del paesaggio. E quindi nei secoli ci sono stati vari studiosi che hanno creato delle ipotesi per capire quale fosse l'origine del colle. Fino a poco tempo fa, l'interpretazione scientifica più accreditata era che il colle fosse di origine tettonica, cioè che le faglie avessero spinto in superficie le rocce creando un rilievo naturale. In seguito questo sarebbe stato modificato dall'uomo già in epoca antica. Tra il 2020 e il 2022 si sono potuti realizzare alcuni scavi archeologici e 5 carotaggi che dalla sommità del colle sono arrivati fino a 40 metri di profondità. I nuovi dati dimostrano che non vi è roccia al nucleo della collina, ma invece essa è interamente costituita da strati decimetrici di ghiaie alternati a sottili livelli di argilla rossa di pochi centimetri. Questa sequenza non è naturale, ma la collina è stata fatta dall'uomo disponendo in modo pianificato la terra raccolta nei dintorni. Infatti l'argilla rossa è la stessa che si trova su gran parte della superficie della pianura circostante, che in genere ha uno spessore di 1 metro massimo e costituisce il suolo che si è formato sopra le ghiaie. Ciò che dimostra chiaramente come il colle sia artificiale è che tutti i carotaggi, a 30 metri di profondità, hanno individuato un'antica superficie quasi pianeggiante. Si tratta del suolo in cui precedentemente viveva la popolazione, come dimostrano i frammenti di vaso, di legni lavorati, di carboni e di cenere che sono stati individuati in questo livello. Questi reperti sono stati datati con il metodo del radiocarbonio tra il 1500 e il 1350 a.C. Sulla sommità del colle, vicino alla casa della contadinanza, gli scavi archeologici del 1987 hanno individuato una fossa contenente migliaia di frammenti di vaso. Fra questi, i più antichi risalgono a poco dopo il 1400 a.C. Quindi, probabilmente, la collina è stata innalzata in un periodo di tempo piuttosto breve, tra il 1400 e il 1300 a.C., cioè nella prima parte dell'età del bronzo recente. Al momento non sappiamo con sicurezza perché abbiano costruito il colle, ma ipotizziamo che rappresentasse una sorta di monumento, un simbolo che dimostrasse la potenza della comunità. Anche oggi il castello è visibile a occhio nudo da oltre 15 km. Nella terminologia scientifica il colle artificiale si chiama mound. Quello di Udine, che ha un volume di quasi 500.000 di metri cubi, è il mound artificiale più grande d'Europa. La quantità di materiale che forma la collina è comparabile a quella che manca nella zona di Piazza Primo Maggio, dove c'è un'ampia depressione che era occupata da un lago fino a circa 300 anni fa. Nell'età del bronzo recente, Udine era un insediamento già molto grande, ma la disponibilità dell'acqua è sempre stato un grande problema nella zona. Perciò si pensa che abbiano scavato il terreno per 3-4 metri nella zona di Piazza Primo Maggio per creare un bacino artificiale in cui immagazzinare l'acqua. La terra di risulta di questo immenso scavo è stata poi utilizzata per costruire il colle del castello. Le nuove informazioni dimostrano che la leggenda di Attila non era completamente inventata, ma la tradizione popolare ha preservato, trasformandolo, il ricordo ancestrale che il colle fosse un'antica costruzione artificiale.